siamo una comunità educante questa sera che si mette in rete, abbiamo da condividere. Fondamentalmente sono parole che potrebbero accendere qualche pensiero, qualche riflessione che ha senso e significato proprio per la nostra relazione individuale e personale con i nostri figli. Anch'io ne cresco 4, quindi mi piacerebbe dire, no, che parlo semplicemente perché è il mio mestiere, ma in realtà questo è proprio un pezzo importante anche della mia vita e davvero si mescolano tanto insieme. Mi piacerebbe dire che uno che ha tutto il sapere, no? Nel lavoro che faccio sappiamo tante cose della crescita, dell'età evolutiva, della psicologia dell'adolescenza, no? E quindi uno dovrebbe poi avere delle relazioni molto funzionali, dove invece tante volte, no, ci sentiamo dire, anche io e Barbara, dai nostri figli, che siamo la peggiore famiglia del mondo, siamo i genitori più preistorici del mondo, non avremmo mai voluto nascere in questa famiglia. Quando i figli sono arrabbiati ci dicono un bel po' di cose su cui noi genitori per primi dobbiamo riflettere a lungo, stanno dicendoci delle verità oppure magari stanno semplicemente parlando perché sono molto arrabbiati, perché di fronte hanno un adulto che sta provando a fare l'adulto. Quindi ecco, mi piacerebbe partire proprio dall'idea che non ci sono risposte giuste a domande complesse quando parliamo di relazione, ma ci sono di sicuro risposte che hanno dentro il potere della parola e il potere del pensiero, che possono davvero aiutarci, no? Magari ad indossare un nuovo paio di occhiali su alcune questioni che riguardano la nostra vita, quella dei nostri figli, e un po' le costruiremo insieme stasera queste risposte. Perché siamo stati proprio adulti nella tempesta, noi quando siamo sotto stress la cosa che ci succede di più è che perdiamo i nostri equilibri, perdiamo proprio un po' il territorio delle nostre certezze, soprattutto anche quel perdere la routine, le abitudini, che sono quelle modalità nel quotidiano con cui noi continuiamo, no, a gestire in modo stabile la nostra identità, il nostro modo di stare al mondo. Improvvisamente è arrivato qualcosa che ha rivoluzionato profondamente proprio la nostra quotidianità, le nostre abitudini, la nostra routine, e dal punto di vista emotivo abbiamo probabilmente sperimentato molte cose differenti. Per esempio, per molti adulti si è accesa la possibilità, magari mai sperimentata prima, questo vale anche per me, di trascorrere tempi molto molto lunghi in convivenza con i propri figli, mentre in passato magari era tutta una corsa con una serie di contatti, no? Estemporaneo. Spesso era quello stare con i figli, era molto stare per i loro bisogni, cioè li devo portare di qua, di là. C'era sempre in una giornata molto costipata un tempo di relazione che era soprattutto un tempo funzionale. Ecco, nei lockdown, per esempio, abbiamo invece passato poi un tempo lungo che è stato un tempo di convivenza dove si stava non solo per i figli, ma con i figli. E questo potrebbe, per esempio, averci anche fatto molto bene, averci messo dentro alcune osservazioni, alcuni aspetti di relazione che non avevamo conosciuto prima. Io credo di aver collezionato, no, nel tempo del lockdown molti ricordi davvero bellissimi ed altri ricordi invece faticosissimi. Se c'è una cosa su cui i figli hanno provato ad allenarmi è stato certamente il tema della pazienza, la capacità di sostare, di tollerare una serie di frustrazioni che per un adolescente è molto difficile imparare a fare. Quella è un'età proprio che scalpita, no? Dove bisogna correre nel fuori, fare vita, fare esperienze, quindi parte della loro sofferenza oggi credo che sia legata molto al fatto che hanno davvero perso, no, degli slot. Ho visto genitori molto tristi perché vedevano i loro figli molto tristi. Ho visto genitori molto arrabbiati perché i figli avevano crisi di rabbia, e il modo, no, a volte che l'adulto usa per tenere tranquillo o per addomesticare un adolescente arrabbiato, urlare più forte. Un po' come a volte, no, succede di vedere nei genitori: ti do uno schiaffone così smetti di picchiare tuo fratello. È chiaro che quella roba lì non può funzionare molto. In generale, credo che la sfida grande per noi adulti è stato davvero darci un ruolo, cioè cosa vuol dire in un tempo di tempesta
rimanere al timone di una zattera nella tempesta, perché più gli adulti hanno continuato a rappresentare un modello di adultità stabile, più gli adolescenti hanno potuto guardare al mondo adulto come un riferimento, una base sicura, no? Qualcuno che comunque ti traccia una direzione, ti indica qual è il percorso. Questo lo hanno fatto anche molto bene, credo, tanti docenti in questo tempo. Io sono davvero molto grato come genitore, ma se penso anche a tante storie di adolescenti con cui mi sono confrontato, ecco, quell'adulto con la A maiuscola che resta un po' al suo posto e sente, no, di dover davvero continuare a imprimere il passo, a dare il ritmo, a fornire motivazione. Spesso la sfida grandissima per noi adulti è trovare un sano equilibrio tra dovere e piacere. E vuol dire che il dovere è quella cosa che probabilmente è arrivato in surplus dentro un tempo così faticoso, quindi più volte poi le batterie erano scariche, no? E quindi l'immagine che possiamo usare è quella di chiedere a noi adulti: ma noi dove andiamo a fare il pieno? Qual è la nostra pompa di benzina dove rigeneriamo il nostro serbatoio? Allora, molto importante in un nucleo familiare che l'altro adulto, se siamo una coppia non separata, sia una risorsa per la nostra vita adulta, e l'altro diventa una risorsa nel momento in cui è una persona con cui si può dialogare, con cui ci si può confrontare, a cui si possono anche affidare, ecco, le nostre perturbazioni emotive. Direi che il motivo per cui facciamo famiglia e prima facciamo coppia è certamente che lì dentro troviamo un sostegno forte ai nostri bisogni più profondi, e di rimando poi diventa anche che il lavoro così complesso, no, dell'educatore è un lavoro che non facciamo da soli, ma in cui ci sentiamo sostenuti. Poi mi verrebbe da dire che le altre pratiche sono quelle: noi siamo, il nostro benessere, un equilibrio complesso, dinamico, che ogni giorno costruiamo sulle 3 dimensioni che sono corpo, mente e relazioni. Quindi la domanda che restituirei è: che cosa fate voi per fare stare bene, per mettere una zona di equilibrio e di sostegno al vostro corpo, alla vostra mente e alle vostre relazioni? Allora, il corpo chiaramente è un corpo che deve sentirsi vitale, energetico, e tra l'altro è una macchina complessa, perché se la blocchi continua a darti forti messaggi prima che ha bisogno di essere sbloccata, ma poi più rimane bloccata, più alla fine si adatta, e quindi influenza tantissimo anche la mente, no? E si va in down, cioè si rimane lì come parcheggiati in garage, e a questo punto provare a fare, no? E a reagire in modo contrario diventa infinitamente più faticoso. Allora mi sembra importante dire che il nostro corpo ha bisogno di muoversi, di nutrirsi bene e di stare a contatto con la natura. Ognuno trovi dentro questa cosa qua poi le cose di cui ha maggiormente bisogno. Esattamente anche la nostra mente ha bisogno di essere nutrita, e quindi ognuno avrà i suoi interessi. Credo che la musica, la lettura, il cinema, il teatro, adesso possiamo davvero, no, avere accesso a tante esperienze in più di quelle che c'erano prima e di cui la nostra mente è stata potentemente deprivata. La stessa esperienza del viaggio spesso tiene insieme, no, tutte queste cose, perché noi usciamo dal nostro territorio solito, andiamo in un altro territorio, stiamo a contatto con paesaggi, immagini, natura, arte, bellezza con cui magari non abbiamo familiarità nel quotidiano, spesso non viaggiamo da soli e quindi siamo in relazione con gli altri, e tutto questo diventa molto nutriente, ecco, su tutte e 3 le dimensioni. È chiaro che se dovessi dire qual è il fattore di protezione più importante, quella roba lì si chiama relazione, quindi vi direi: ma per voi qual è la relazione che vi nutre? Qual è la vostra relazione pompa di benzina, dove quando siete scarichi sapete, no, che fate quella telefonata, bevete quel caffè insieme, automaticamente siete in una zona di riequilibrio. Per noi genitori credo che sia davvero tanto tanto importante anche trovare una famiglia che ha davvero caratteristiche un po' simili alle nostre,
dove c'è un figlio o una figlia che hanno un'età molto simile a quella di mio figlio e di mia figlia, e spesso proprio costruire una familiarità che prevede che una volta alla settimana non ceniamo solo noi nella nostra casa, no? Ma un'altra famiglia entra nella nostra casa o noi entriamo nella casa di un'altra famiglia, e quindi abbiamo magari, no, quei due adolescenti un po' musoni che non parlano mai, che siedono a tavola con 4 adulti che comunque per esempio sanno parlare fra di loro, e che in questa familiarità poi generano probabilmente una capacità di ascolto e anche una capacità di parola dentro al mondo interno di o magari anche semplicemente sentire 4 genitori che parlano dei loro figli e quei 2 figli lì che ogni tanto alzano gli occhi, si guardano fra di loro come a dire: ma pensa a te, quelli lì come non capiscono niente. Già questo rimane una comunicazione interattiva e interpersonale. Ecco, credo che questo sia davvero un po' una di quelle risorse di cui dobbiamo imparare a dotarci noi adulti, per sentire che non siamo soli, per sentire che abbiamo un luogo con cui ci confrontiamo su ciò che ci preoccupa, per permettere davvero al nostro figlio di avere anche un altro luogo dove va da solo e si confronta con degli stili educativi diversi. Guardate che figli molto silenziosi e molto musoni che quando vanno a mangiare a casa dei genitori di un loro amico spesso sono molto chiacchieroni e molto simpatici. Effettivamente questo è un messaggio che serve tanto a noi papà, è uno dei motivi per cui ho scritto un libro dove le emozioni bloccate, congelate, no? Poi hanno un impatto così intenso e così potente sulle storie di vita delle persone che non sanno entrare in connessione con quello che sentono. Credo che questo sia un dato ricorrente anche nella nostra storia di genitori, no? Quante volte ci capita di urlare con un figlio e spesso di dire cioè la rabbia è proprio l'emozione dominante, no? Della scena educativa. Quando il papà c'è, spesso è perché sta urlando come un matto, no? E ti sta in qualche modo correggendo gli errori, ma ahimè dentro a quella rabbia non ci viene da fare un lavoro di fino, no? E quindi ci diventa più facile dire a un figlio: sei il solito idiota, mi hai deluso, di te non ci si può proprio fidare, no? Quel modo di stare con un figlio che magari fa errori e che in realtà ci fa vedere solo profondamente arrabbiati. La rabbia, tra l'altro, è proprio l'emozione tra le 6 emozioni primarie che scatta nel momento in cui io mi devo difendere da un nemico, no? E quindi un figlio che vede un genitore così arrabbiato vede in quel genitore qualcuno da cui poi deve imparare a difendersi, perché è impossibile connetterti con il tuo nemico, no? Devi solo imparare a difenderti, a parare gli attacchi che ti può fare. Se molti di noi vanno un po' a guardare, ecco, questa poi è la storia potente che c'è anche dentro al libro La vita accade, cioè diventa molto difficile saper rimanere in una connessione emotiva e di disponibili, essere risorsa, ecco, per i propri figli, perché spesso quando noi eravamo figli abbiamo un po' sperimentato nella relazione con i padri più o meno quello stesso deficit di parole e di connessione emotiva, cioè ci siamo trovati figli di padri che magari gestivano la paternità con un approccio molto normativo, no? Ci davano le regole, ci dicevano quali erano i no che andavano rispettati, ci sgridavano quando facevamo gli errori, ma mantenendo poi una posizione dove lo spavento era forte e l'affetto te lo dovevi un po' andare a inventare, perché altrimenti rimanevi in una posizione appunto spaventata, e quindi imparavi a temere un padre e non a viverlo e a considerarlo come una risorsa. E dentro a questa cosa ciò che succede a noi uomini è che poi perdiamo davvero un po' il bello della relazione con un figlio, che rimane, ecco, in una lettura un po' codificata nella logica dei cosiddetti nuovi padri, no? Rimane davvero che l'esperienza relazionale con un figlio è una delle opportunità più belle che abbiamo noi uomini per trasformarci, per evolverci, per dare senso
profondo a tutte quelle evoluzioni che ci accadono nel nostro ciclo di vita. Io mi sono reso conto, ma tanto, ecco, il mio primo figlio era davvero un guerriero e quindi all'ingresso è lui che ci ha fatto coniare il termine l'età dello tsunami, parlando della preadolescenza, perché eravamo la casa dell'urlo selvaggio. E quindi a un certo punto un giorno gli ho proprio detto: mamma mia Jacopo, ma se qua continuiamo così io non so se arrivo vivo, no? Ai tuoi 18 anni, come se fosse una sua responsabilità il fatto che io non arrivassi vivo ai suoi 18 anni, ma ero io che dovevo cambiare il copione. Cioè mi dice: è chiaro che se lui è nell'età dello tsunami tutto esplode, perché lui non, in questo momento, per come è fatta la sua mente, non ha ancora, no, tutte quelle capacità autoregolative che invece io alla mia età dovrei aver già imparato, no? E perché non riesco a metterle in gioco? Quindi siamo ripartiti da un'alleanza proprio sul tono di voce, possiamo dirci qualsiasi cosa, ma non possiamo urlarcela. Quindi quando uno alza la voce, quello è proprio il primo effetto della rabbia, se notate, ci viene da alzare la voce verso quello che ci ha fatto arrabbiare. Ecco, la prima cosa che facciamo è che regoliamo il tono della voce, ci parliamo, ci possiamo dire tutto, ma non ce lo possiamo urlare. Questa è stata un'esperienza correttiva importante. Credo che poi l'altro aspetto che mi ha fatto riflettere tanto è che se andavo a ricercare, no? Che cosa era mancato a me nella relazione con mio padre, per cui poi tante emozioni restano così congelate, è che davvero c'era poca possibilità di fare cose insieme che prevedessero un focus su cose che piacevano a me, cioè le cose che piacevano a me mio papà non piacevano tanto, ma forse lui neanche si è accorto di quanto potevano essere cose belle, o cose divertenti, o cose che comunque ci permettevano, no, poi di stare in relazione, perché alla fine non aveva il tempo, aveva le sue cose da seguire, quindi spesso un tema forte era che dovevo essere io a rincorrere mio padre nel suo territorio se volevo stare in contatto e provare a farmi piacere le cose che piacevano a lui. Ecco, una delle cose che abbiamo provato, che ho provato a fare con i miei figli proprio nella zona del passaggio da preadolescenza a prima adolescenza è chiedere a loro qual era il viaggio che avrebbero voluto fare. Abbiamo 5 giorni, viaggiamo solo io e te, ti becchi questo dinosauro, no, preistorico che però vuole scoprire un pezzo di mondo che piace a te e che probabilmente magari piace anche a me, magari ci sono dei pezzi di mondo che ho già visto io che piacerebbe anche a te vedere, allora in quel caso ti prendo per mano e ti ci accompagno, tu mi dici dove vuoi andare. Ecco, credo che questo genere poi di esperienze, di modi di stare in relazione, che non è che facciamo tutte le settimane, no? Le facciamo una tantum, lasciano però un'impronta forte dentro alla relazione, vogliono fondamentalmente comunicare che io nella relazione con te cerco anche la dimensione proprio del piacere, della bellezza di stare con te. E una delle cose anche che succede è che se tu viaggi, no, per 4-5 giorni con tuo figlio, non è che da subito parte la conversazione, no? Ma poi c'è proprio quell'abitudine, quel quotidiano, quel mangiare insieme, quell'essere io e te dentro a un'esperienza che automaticamente apre anche la dimensione della condivisione. Ecco, più in generale direi a noi uomini, ma chi ce l'ha insegnato, che è molto utile dire a un figlio sei un idiota e non è mai utile invece dirgli ti voglio bene, sono molto orgogliosa di te, perché è così facile che nelle memorie di un figlio restino le parole dure del suo papà e ci sia magari un deserto invece rispetto alle parole che lasciano un segno positivo, no? Quella volta in cui mio padre mi ha fatto veramente capire che era molto orgoglioso di me, perché i nostri figli non se lo devono intuire, lo devono indovinare e non se lo devono sentir dire. Credo che partendo da queste osservazioni basilari, davvero, ecco, noi papà possiamo davvero compiere trasformazioni nella relazione con i nostri figli che diventano trasformazioni che cambiano profondamente anche la nostra storia di vita, cioè il pezzo di storia da cui noi proveniamo e ce lo rimettono in prospettiva. Allora magari invece di essere così arrabbiati
con quei genitori che magari non erano tanto capaci, no? Riusciamo anche a sentire più la tristezza che la rabbia, cioè a intuire che abbiamo perso, no? Che hanno perso una possibilità di relazione con noi, fondamentalmente perché non sapevano come si faceva e che bellezza c'era lì dentro. È stata un'occasione perduta, ecco, non è stata una guerra orientata alla persecuzione, non sapevano proprio come si faceva. Allora, cominciamo a dire perché sono così attraenti per i nostri figli, fondamentalmente perché rappresentano proprio un campo magnetico e nella loro mente c'è un'area del cervello, che è il cervello emotivo, che è un pezzo di ferro, che è fortemente richiamato dal campo magnetico presente dentro i videogiochi, cioè ho proprio un po' visto cosa c'è nella mente del preadolescente, del giovane adolescente, e questi sono poi aspetti cruciali proprio tra i 10, i 15, i 16 anni, è lì che si instaura un po' tutto, che diventa poi faticoso, no? Come genitore governare le abitudini, i comportamenti, eccetera, eccetera. Nel cervello del giovane, del preadolescente, del giovane adolescente, la parte emotiva, che è la parte che è affamata di divertimento, di gratificazione immediata, di eccitazione, di sensazioni intense, è una parte che all'ingresso in pubertà diventa potentissima. Proprio parlandone anche ai ragazzi, dico, su quella parte lì del vostro cervello arriva qualcuno che gli mette su il motore di una Ferrari. Quindi è proprio un cervello che romba e che può andare a 200 all'ora. Sull'altra parte, che è la parte invece del cervello che pensa, il cervello cognitivo, il cervello che comprende le regole, le implicazioni che derivano da quello che facciamo, le conseguenze delle nostre azioni. Ecco, la parte cognitiva, quella che ci pensa su, è ancora profondamente immatura, cioè mentre la parte emotiva matura velocissimamente e da 0 a 100 arriva a 100 già a 11-12 anni, la parte cognitiva invece è una parte che matura molto più lentamente, arriva a 100 tra i 18 e i 22 anni, quindi non è ancora lì competente, presente, capace di fare tutto il suo mestiere. Allora, questo genera un conflitto forte dentro alla mente del giovanissimo, che è molto simile al conflitto di Pinocchio, quando esce di casa perché Geppetto gli ha detto che devi andare a scuola. Geppetto gli ha comprato i libri, gli ha messo sul grembiule e gli ha detto adesso vai a scuola, è proprio importante per te. Quindi Geppetto gli dà come messaggio: guarda che adesso per te è arrivato il tempo di allenare il tuo cervello cognitivo, quello che pensa, quello che fa fatica, quello che tollera la frustrazione, quello che apprende, quello che si dà le motivazioni alte. E Pinocchio dice, vabbè, Geppetto, obbedisco, no? Lui esce di casa convinto che andrà a scuola, solo che mentre sta andando a scuola arriva Lucignolo. Lucignolo è il pusher del paese dei balocchi, gli dice, ma dove stai andando Pinocchio a scuola? Ma va là, vieni con me che facciamo un sacco di robe molto più fighe, molto più divertenti. E quindi cosa vai a scuola che è tutta una noia, tutta una fatica, gli sta dicendo proprio le parole giuste, no? Gli sta dicendo che quando vai a scuola tu andrai ad allenare il tuo cervello cognitivo. Mentre se vieni da me, noi facciamo stare in giostra, proprio nel senso letterale del termine, il tuo cervello emotivo, che è quello che è lì che ti urla, ma dai, non andare a scuola che ti annoi. Se io a mia figlia Caterina, che ha 13 anni, tutte le mattine le dicessi, guarda, decidi tu, puoi andare a scuola oppure puoi andare a Gardaland. Ciao ciao, poi stasera mi racconti dove sei andata. Se ho una figlia normofunzionante andrà a Gardaland, qual è quel figlio che potendo... Oggi è il giorno della gita di Gardaland, no mamma, io piango disperato perché voglio andare a scuola, non ce n'è uno, no? Mentre provate a dire a un figlio che domani deve andare a Gardaland che gli hanno appena annullato la gita, lo vedrete scramazzare al suolo. Che cosa vi sta dicendo? Vi sta dicendo che per quel che riguarda il suo funzionamento sarebbe bello che tutti i giorni ci fosse Gardaland, e se chiudono la scuola tutti i giorni, ecco, poi c'è il Covid e si capisce che la scuola non è solo fare quella fatica lì, ma è tanta altra roba e quindi si soffre
se ti chiudono la scuola, ma se domani ti dicono che non c'è scuola, si fanno i salti di gioia. Allora, i videogiochi fondamentalmente dicono ai nostri figli: noi siamo qua a nutrire il tuo cervello emotivo. Il tuo cervello emotivo non vede l'ora di pascolare nel nostro territorio. Mentre noi adulti continuiamo a dire ai nostri figli: guarda che se pascoli solo nei territori dove viene nutrito il tuo cervello emotivo, ti troverai come Pinocchio che poi la mattina dopo ti svegli e hai sulle orecchie d'asino. Quindi non ti conviene, perché puoi fare tutta una vita con sulle orecchie d'asino, non ti fai un gran servizio, ecco, non è un modo per costruire il tuo successo. Quindi è un lavoro, no, costante, dove noi dobbiamo prendere questo Mustang difficilissimo da imbrigliare, perché è pronto per andare per la sua strada in modo selvaggio, e dobbiamo tenerlo con le briglie e dire: no, con calma, perché un po' farai la tua corsa libera, ma un altro po' devi fare per forza la corsa dentro il circuito che ti propongo io. Mentre noi adulti stiamo cercando di fare tutta sta roba, però i videogiochi non smettono di urlare il canto delle sirene di Ulisse, cioè vieni qua, vieni da me, perché effettivamente Lucignolo ha tantissimo potere di uncinamento, e c'è tutto, credo, un sistema, no? Intorno, che proverebbe anche a convincere. Io non lo so, chi fa il nostro mestiere sente tante persone del nostro mestiere che dice: ma brutti vecchioni voi che dite il videogioco può essere un problema nella vita dei figli, non avete capito che è il loro cortile, lì c'è la loro community, che si può diventare grandi diventando campioni del mondo di Fortnite e girando il mondo facendo gli influencer, i videogamer e tutto il resto. Ecco, mi sento di dire che probabilmente questa, ecco, nella prospettiva di uno che fa il medico, il terapeuta dell'età evolutiva e che non ha nessun interesse o coinvolgimento con le multinazionali del videogioco, mi sento di dire che questo non è un pensiero da coltivare troppo, che è meglio continuare a sentire che dentro al videogioco c'è tutta un'area un po' disorganizzante per la crescita dei nostri figli, e che quindi quando li facciamo entrare nella vita dei nostri figli dovremmo veramente essere armati di buona volontà e di un sacco di impegno, perché ogni giorno noi dovremo trasformarci in Geppetto con più competenza di quel Geppetto che c'è nella storia, perché Geppetto gli dice vai a scuola e è convinto che Pinocchio ci va. Scopriamo che invece Pinocchio, intercettato da Lucignolo, va da tutt'altra parte. Allora è fondamentale essere un Geppetto che non solo dice a Pinocchio vai a scuola, ma genera, no, una rete di attenzione nei confronti di Pinocchio, per cui il potere di Lucignolo viene invalidato dall'attenzione costante educativa, dall'offerta costante educativa che gli adulti mettono a disposizione. Ora, purtroppo, molti genitori non ce la fanno perché spesso sono 2 anni che il figlio gioca a Fortnite e improvvisamente si accorgono, no, che il profitto scolastico è precipitato, che non sta più andando alle attività sportive, che aveva detto che era stufo di fare le cose degli scout, e quindi piano piano si toglie tutto quello che è fattore di protezione per la crescita. E attenzione, un figlio ha tutto il diritto di dirci non vado più agli scout o non faccio più calcio, però noi gli dobbiamo chiedere perfetto, perché che cosa fai in sostituzione? Cioè, qual è la novità che introduciamo? Puoi davvero cambiare sport, cambiare strumento musicale, cambiare compagnia, cambiare qualsiasi cosa tu voglia cambiare, ma un conto è cambiare, un conto è togliere e lasciare un vuoto, e tu sei completamente sguarnito di risorse per riempire quel vuoto lì. Queste sono davvero sfide che arrivano tra i 10 e i 14 anni. Allora, questa per me, essendo l'età dello tsunami, è un'età di importanza cruciale, dove l'adulto deve costantemente sentire che c'è un tiro alla fune da fare con chi cresce, perché non siamo capaci poi di stare lì nella posizione adulta, spesso perché i figli sono ultra arrabbiati, ultra aggressivi, ci dicono delle parolacce tremende, e che cosa ci succede? Che ci spaventiamo della loro crisi esplosiva di rabbia, no? Che tra l'altro sta spaventando anche loro le prime volte, perché non se l'aspettavano di diventare così caffoni, potenti
e strafotenti con l'adulto, e quindi per primi nella loro testa si accende il pensiero: beh, adesso mi succede qualcosa di brutto, adesso arriverà l'adulto e mi dirà: ma come ti sei permesso? E invece l'adulto arretra perché dice: mio Dio, adesso o qua sta arrivando un mostro, oppure qua non mi ama più, oppure forse lo sto facendo soffrire. E in questa zona grigia dove l'adulto non sa fare l'adulto e il preadolescente fa il preadolescente nel suo modo peggiore, tutta una serie di aspetti che non avremmo dovuto vedere invece si strutturano e diventano abitudinari. Quindi io direi che un po' la prevenzione consiste a dire ai ragazzi miei, siccome non sapete regolarvi da soli su tutta una serie di funzioni che necessitano di essere regolate, vi toccherà che gli adulti saranno i grandi rompiscatole della vostra vita, ma sappiate bene che il loro mestiere non è solo rompervi le scatole, ma anche farvi fare un sacco di cose bellissime. Imparerete a tenere insieme tutti i pezzi di un adulto rompiscatole con un adulto che però da sempre fa il tifo per voi e per il vostro successo. E a noi adulti ci dobbiamo forse dire che è arrivato il momento di essere una comunità educante che comincia a chiamarsi e dire: oh, ma tuo figlio gioca a Fortnite a 9 anni. Sai che in quella conferenza ho sentito che è un gioco PEGI 13+. Vuol dire che fino ai 13 anni è sconsigliatissimo dallo stesso videogioco Fortnite. Ma com'è successo che ci stanno giocando tutti i nostri figli? Ma com'è successo che GTA è uno dei giochi più giocati a 10, 11, 12 anni? Insomma, c'è dentro veramente un percorso di gioco che possiamo aspettare anche un po', a giocarlo, possiamo davvero farlo un po' più avanti, perché tutta quella schifezza, devi fare un sacco di punti facendo le peggio scorribande e i peggio assassini con l'automobile, che guidi in modo spericolato, addirittura hai il conflitto se uccidere o no il tuo migliore amico per fare più punti. Ecco, direi, ma possiamo anche proprio dirci: è vero, ce l'hanno tutti, ma cominciamo a dire che tu è meglio che non ce l'hai, cominciamo a dire, quando arrivano i tuoi amici a casa nostra, al massimo giocate un'ora con i videogiochi, poi dovete fare altre cose perché altrimenti non imparate proprio a stare insieme. Ecco, tutti questi pezzetti secondo me non sono arrivati al piano alto di noi adulti, no? Ci capita che i figli fanno la pizzata social della loro squadra di calcio basket, ma lì tutti con lo smartphone e fanno tutta la sera a videogiocare, e gli abbiamo detto: vai alla pizzata social della squadra. Ma avremo il coraggio di dire ai ragazzini di 11-12 anni: siccome è la pizzata social e non è la pizzata Fortnite, ecco, tutti gli smartphone quando entrate finiscono dentro una scatola. E magari anche dire ai genitori: ma mandateli in gita senza gli smartphone al seguito, mandateli a fare la loro serata con la pizza perché sarà questo, no? L'unico modo dove gli insegniamo di nuovo a capire qual è il bello della vita reale, che non contrasta con tutta quell'iperstimolazione dipendentigena che c'è dentro la vita online.